Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Avrebbero fittiziamente creato e commercializzato, con la complicità di altre 5 persone, oltre 115 milioni di euro di falsi crediti d'imposta relativi alle spese sostenute per interventi edilizi assistiti dal regime agevolativo dei bonus facciate e bonus ristrutturazioni, in realtà mai avvenuti. Con questa accusa i finanzieri a Ragusa hanno eseguito un provvedimento emesso dal GIP che ha disposto la misura cautelare in carcere per un imprenditore campano e gli arresti domiciliari per uno modicano. Nuovo aggiornamento in merito alla situazione Covid in Sicilia. Presa in considerazione la settimana dal 21 al 27 novembre, la curva epidemica segna un lieve decremento delle nuove infezioni. Sono stati registrati 10.392 nuovi casi di positività, il 4,29% in meno rispetto ai 7 giorni precedenti, e un'incidenza cumulativa di 216 infetti per 100.000 abitanti. Tassi di nuovo positivi più elevati rispetto alla media regionale si sono avuti nelle province di Catania, Enna e Palermo. Incidente questa mattina lungo l'autostrada Palermo-Mazzara del Vallo, nella carreggiata in direzione Trapani. Un giovane di 24 anni a bordo di un'auto avrebbe perso il controllo del mezzo per poi schiantarsi contro il guardrail. Il ragazzo è stato poi soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto e trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia di Palermo. La prognosi è al momento riservata. La Polizia di Stato di Palermo ha denunciato per il reato di ricettazione 2 giovani palermitani dello Zen 2 accusati di ricettazione per aver messo in vendita pezzi di un motociclo rubato su alcune vetrine online. Qualche settimana fa il mezzo era stato rubato nella zona di San Lorenzo. A seguito di denuncia di furto presentata alla polizia dal proprietario, il motociclo era stato ritrovato da una pattuglia ma senza diverse componenti, poi scoperte essere in vendita proprio online. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 16. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.